Signor Mancini, Dica, volevo farle questa domanda. Cosa può riferire in ordine al signor Dio Tallevi? Cosa posso dire? Sì. Era un esponente fra i maggiori del gruppo Testaccio. Si sente? Sì. Non tanto. Altro da dire? No. Pubblico ministero? Difesa? Vabbè, dopo magari sì. Per quanto riguarda il signor Frabetti, può riferire qualcosa? Frabetti? Frabetti era un povero Cristo vittima di Libero Mancone. Era uno che girava attorno a quello che era il gruppo Acilia, ma senza nessun ruolo specifico se non quello forse in termini uso spesso, chauffeur. Era lo chauffeur di Libero Manconi, il povero Cristo che... Povero Cristo in che senso? Che ci ha più rimesso che guadagnato in questa situazione, insomma. Il suo ruolo era quello dello chauffeur? Niente, una banda, far parte della banda significava un'altra cosa, che lui non è che partecipava a discorsi o poteva prendere decisioni, lui niente, niente, ecco. Sì. La parola agli avvocati. Chi vuole incominciare? Presidente, ricordi sempre il problema, Sì. mi faccia da Sì, filtro. eventualmente glielo ripeto io. Da filtro, sì, grazie. Sono l'avvocato Naso, difensore di Carminati e Bracci. Signor Mancini, senta, sul punto lei ha già risposto, seppur in maniera frammentaria, e allora la prego di ricapitolare per chiarezza. Ha trascorso in carcere negli ultimi 20 anni, dal 75 al 93. Mi chiede dal 75 Esatto. al 93. Faccio prima di quello che ho discorso fuori. Ecco, meglio. È la stessa cosa. Vabbè, il periodo più lungo di quello che dice l'avvocato è stato di 5 mesi, dalla fine da ottobre dell'80 a metà marzo dell'81. Benissimo. Lei era stato arrestato nel 75 per quale reato? Per rapina, Ed è stato condannato? assolto. In primo grado ero stato condannato, poi in appello sono stato assolto. E quindi lei dal 75 all'80 è stato... 79, perché poi c'è stato il periodo della casa di lavoro dove ho ottenuto delle licenze, ma sono state cose settimanali, breve insomma. Ecco, ma la casa di lavoro è una misura di sicurezza conseguente ad una condanna. Ma una cosa ancora più vecchia. Sono stato uno dei più giovani sorvegliati speciali di questa Repubblica Italiana. Poi è stato riarrestato Sono stato riarrestato nell'81 per i fatti di Via Donna Olimpia. Cioè, che cosa sono i fatti di Via Donna Olimpia? Ma l'ho detto. Devo ridirlo? Lo ripeta. Avvocato No, che Nati. cosa sono Devo ridirlo? Lo ripeta. Avvocato No, che Nati. cosa sono No, cosa sono? Io con la figlia e Paradisi abbiamo attentato alla vita di uno dei proietti. Attentato alla vita con successo? Sì, con successo, con pieno successo. Con pieno successo. E in quel processo che condanna ha riportato? Ho riportato una condanna a 28 anni, poi grazie all'abilità del mio ex avvocato Cerquetti, il quale è riuscito a ottenere un cumulo, ho scontato 11 anni e poco più comunque. Vabbè. E quindi è stato scarcerato nel 93? Riportato alla casa di lavoro e da lì ho iniziato a frequentare la libertà con delle licenze. Io volevo sapere questo. I suoi rapporti con Abruciati, con Danilo Abruciati, che cosa ci può dire in particolare, che non abbia già detto nella precedente udienza? Per me Danilo Abruciati era come un fratello, perché che se ne dica, cinico, tirchio, eccetera, eccetera, con me era un generoso, era un leale, non c'era cinismo e niente. Lei quando lo aveva conosciuto? Io Abruciati l'ho conosciuto nel 76-77 all'interno del carcere, ma c'è stato un episodio che ha portato Abruciati verso di me, a fidarsi di me. Un
negli anni 70, i primi degli anni 70, Bruciati era, se così si può dire, in guerra con un certo Bebbo Berardinelli, lei avrà sentito parlare. Qualche volta. Io mi sono schierato dalla parte della Bruciati perché nel suo gruppo non c'era nessuno, come si può dire, infame, tutte persone regolari. Mentre Scusi se la interrompo, perché un infame non è regolare. no, come me adesso, posso fare qualche no, io sono un irregolarissimo. Lei è un irregolarissimo. Certo. Grazie della precisazione. Prego, continui. Io sto dicendo, io mi sono schierato con la Bruciati perché il suo gruppo era composto da persone corrette, mentre quello di Berardinelli no. Poi volete sapere anche i nomi di queste persone non corrette? Risponda alle domande. Sto rispondendo, sto cercando di essere il più chiaro possibile. Sì, certo. Siccome conosco l'avvocato Naso come sanguigno, Come fa a conoscermi se dovrebbe essere la prima volta che mi vede in di Nomea, A di Nomea? No, non di nome, di fama, perché è bravo. di fama. Sarebbe interessante sapere se questa conoscenza si deve alle sue vecchie conoscenze o alle sue attuali conoscenze. Vecchie. meno male. Non ho attuale conoscenza. Questo mi conforta molto. Allora, lei quindi conosce Bruciati in detenzione, Sì. in carcere. Beh, fuori lo vedevo, non eravamo amicizia, lo vedevo, frequentavamo gli stessi locali. No, mi perdoni, forse allora io non ho capito bene. Lei poco fa ha detto che lo ha Sì, conosciuto. sì, ma Mi faccia conoscere finire. ma non frequentarlo, lo conoscevo. Esatto. Ecco. Quindi l'amicizia nasce in carcere nel 76-77. Sì. In quale carcere? Re Bibbia, nasce nel carcere di Re Bibbia perché allora Bebbo Berardinelli era forte anche all'interno del carcere, c'erano personaggi come lui abbastanza. Claudio Vannicola, coimputato di Bruciati, che si trovava in detenzione con Bruciati stesso a Frosinone, siccome Bruciati doveva venire a Roma per un processo, mi fece avere una lettera dove mi chiedeva a me, chiedeva a Toscano, chiedeva a Magliuolo, quello che allora era, di stare vicino ad Bruciati ed evitare che il gruppo Berardinelli potesse fargli del male. Cosa che ho fatto Cosa che ha fatto? tranquillamente. Senta, durante il Vannicola, o Vannicola che dirsi. Vannicola. Sì, ha scritto la lettera al Mancini, questo Sì, già sì. è stato dichiarato Sì. in altri atti. Nel 76-77, nel carcere di Re Bibbia, quando nasce o si consolida questa amicizia con Bruciati, ecco, su questo cerchi di essere preciso se ci riesci. A Bruciati le parlò mai di Carminati? No. Lei poi esce nell'ottobre dell'80. Sì. Nell'ottobre dell'80 chi frequenta o chi riprende a frequentare in libertà? Io? Sì. Beh, io intanto nella breve udienza di 20 giorni le prime persone che incontro, oltre a buona parte dei miei accusati, a Bruciati in modo particolare. Perché? Perché a Bruciati allora era legato con gente del Tufello, con i quali era stato imputato, e siccome noi volevamo tassare il terreno su eventuali interessamenti di questi signori per lo spaccio della droga, io mi sono incontrato più volte con Bruciati proprio per parlare di questo. Ho capito. Senta, ma lei ha detto in maniera molto lucida che la genesi, per usare un'espressione sua, della banda della Magliana avviene appunto in carcere tra lei e Selis, che volevano un po' organizzare la criminalità romana sul modello di quella napoletana. Ho capito bene? Sì. A questo progetto a Bruciati non collabora? No, ma non c'era Bruciati. Ah, non c'era? No. Non c'era. Senta Mancini, qual è la iniziale attività criminosa della banda della Magliana? Cioè la banda della Magliana appena si costituisce comincia a fare quali attività criminose? Io ero in carcere, comunque l'attività, diciamo quella dove si reggeva, dove si cercava era la droga.
La droga. Sì, se poi si facevano delle rapine, ma io non c'ero, ero in carcere. Comunque si facevano anche delle rapine. Si facevano Sì, anche sì. delle rapine, finalizzate a conseguire mezzi da impiegare nel traffico della sostanza Certo, stupefacente. sì. Ma lei non sa, questa è una sua deduzione No, queste sono mie conoscenze indirette. indiretta. Sì. Quindi nell'80 lei trova, non so se mi può passare questa espressione, una realtà consolidata. Sì, ma ho spiegato io, c'erano dei gruppi tipo Trullo, tipo quello che era stato creato con Toscano, Seris, eccetera, tipo Testaccio, che, come posso dire, se io ho la droga ero da lei, se ce l'ha lei. L'unione vera, dove noi ci siamo scoperti, abbiamo detto siamo uniti, è stata la morte di Giuseppucci. Perfetto. A proposito di Giuseppucci, è una domanda che lo volevo fare dopo, ma visto che lei parla di Giuseppucci, qual è la causale, secondo le sue conoscenze, dell'omicidio Giuseppucci? Il gioco dei cavalli. Si spieghi meglio, il controllo del gioco dei cavalli? Sì. Ma chi è che aveva, secondo le sue conoscenze, deciso e fatto eseguire l'omicidio Giuseppucci? Chi? Chi aveva deciso di uccidere Giuseppucci? Ma se non abbiamo ammazzato la gente che non c'entrava niente, i proietti. I proiettili? No, perché in un'altra sua dichiarazione lei fa riferimento ad un tal Ottaviani, bookmaker di Tor di Valle. Allora si spieghi. Ottaviani era come posso dire, colui che tirava fuori i soldi del gioco sul quale mangiavano i proietti. Ha capito? Io ho parlato di Ottaviani. No, e lei mi deve capire, non si meravigli che io non sappia certe cose. Si figuri. Io in questa vicenda c'entro come avvocato, sa. Lei invece forse c'è una funzione un pochino più centrale della mia. Allora, quindi questo Ottaviani era un uomo dei proietti, o i proietti erano uomini di Ottaviani? Sì. E allora mi scusi, perché non ve la siete presa proprio con Ottaviani? Guardi, a noi di Ottaviani ce ne poteva fregare di meno. Ottaviani era parcheggiato là, non è che Ottaviani piava la pistola e veniva, Il problema erano i proietti. Che erano quelli che prendevano le pistole. Ma comunque anche per Ottaviani sono stati fatti belli appostamenti, Va bene, ma solo gli appostamenti? Ebbene non l'abbiamo trovato. Se no, ma lo avete cercato? Sì. No, perché è la prima volta che... No, guardi, si legge bene i verbali, io l'ho già dichiarato, ci siamo appostati più volte per il signor Ottaviani. Per il signor Ottaviani? Sì. Va bene. Dunque, nell'ottobre dell'80 a Bruciati era già dedito al traffico di sostanza stupefacente, che lei sappia. Sì. Con chi operava? Con i cosiddetti testaccini. Con i testaccini. Sì. E lei con Abruciati ha fatto traffico di sostanza stupefacente? No, perché io lo facevo con l'altro lato. Qual è l'altro lato? Il lato toscano, il lato con la figlia, il lato abbatino. Senta, invece la banda di Valmelaina è qualche cosa di diverso da quello che sta dicendo ora? Sì, nel 72 c'era. E faceva traffico di sostanza stupefacente? Sì, è stata la prima organizzazione di una certa ampiezza a Roma. Sì, facevamo traffico di stupefacenti. Quindi insomma lei, la sua esperienza nel traffico di sostanze stupefacenti lo fa dal 72 al 75 come banda di Valmelaina. Sì. E poi dall'ottobre dell'80 al marzo dell'81 lo faccio con quella banda della Magliana. Con la banda della Magliana. Senta, in questi 4-5 mesi lei quanta sostanza avrà trattato? Bisognava chiedere a Sicilia, perché la droga la gestiva Sicilia. Sì, ma io sto... No, vabbè, ma io non lo so perché non andavo a prendere la droga. La droga era gestita da Sicilia. Chiede Non lo so, signor Presidente. La consistenza, poco, molto? No, insomma, se a quei tempi noi rifornavamo Roma non poteva essere poca, insomma.
Voi rifornavate tutta Roma? Buona parte, non tutta Roma, buona parte. Ho capito, ma secondo le sue conoscenze, Sì. le sue personali, cioè lei non ha mai portato una partita di droga a qualcuno? Sì, quando non avevamo niente a che fare, con la figlia portavamo il chilo di cocaina, andavamo nel deposito di Luciano Moscia dove era depositato questi fusti di droga. Certo, io mica stavo a fare l'angioletto, però non era quello il mio compito. E qual era il suo compito? Una volta ho letto da qualche parte partecipare a raddrizzare i torti. Raddrizzare i torti? Sì, Come Don Chisciotte. Magari, vabbè. magari, perché Don Chisciotte Don Chisciotte cosa? non mi pare che abbia fatto Non grandi facciamo danni. morale, Frase di Don Non Chisciotte. facciamo morale qua, No, 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 Avvocato, faccia tutte le domande che vuole, non mi faccia la morale che io non ne ho bisogno. Mancini, guardi, io i consigli non li prendo. da lei. Continui, Va bene, per favore, facciamo le domande e diamo le Esatto. risposte. Adesso vorrei che lei mi invece riferisse in merito ai suoi rapporti con De Pedis, Renato De Pedis. Quando lo ha conosciuto, per quali ragioni e se ha fatto con De Pedis attività criminali. Se io con De Pedis l'ho conosciuto negli anni, primi degli anni 70, con lui ho fatto qualche rapina, avevo un ottimissimo rapporto, quando ho potuto l'ho tolto dai guai, questo era il mio rapporto con De Pedis. Sembrerebbero riferimenti che nulla hanno a che vedere con un processo penale. Lei, se De Pedis fosse vivo, probabilmente sarebbe imputato con lei di concorso in associazione per delinquere. Sì. Lei ha fatto traffici di sostanze stupefacenti con... Ma no, io con De Pedis ho ucciso Selis, con De Pedis ho ucciso Leccese, con De Pedis ho fatto appostamenti a Ottaviani, con De Pedis mi sono anche divertito. Sì, anche? Divertito! Siamo andati a cena insieme. Ah, ecco. No, pensavo divertito a fare queste cose. Senta, De Pedis, con De Pedis ha mai diviso il carcere? Ha condiviso il carcere? Sì. Quando? Poco. Quando? Poco. Negli anni? Sì, non quanto. 77, 78, non posso essere preciso per le date. Quando? 77? Sì, lui stava pagando la rapina in una banca, qualcosa di simile. Ecco, nel 77-78, Non insista su lei, io non posso essere preciso, le date sono quelle più o meno. prima della sua scarcerazione. Sì, certo. Ecco, certo. allora, mi è sufficiente per porle la domanda che le voglio porre, ed è la stessa di prima. Durante questa convivenza in carcere con De Pedis, antecedentemente alla sua scarcerazione dell'80, le ha mai parlato di Carminati? No. Facciamo anche la domanda, lei ha mai parlato di bracci? Non mi interessa, Presidente Bracci, perché oggi tutti mi vogliono suggerire qualcosa. Io mi rendo conto di dare No, certamente non le suggerisco un'immagine io. di Io insufficienza. intervengo e dico, le ha mai parlato di bracci? No. No, non è un suggerimento a lei, è un incoraggiamento a me di porre la domanda. Lei non ha bisogno di suggerimenti. Non è detto, Presidente. Senta, signor Mancini, lei ha detto, se non vado errato, che De Pedis prese il posto di Giuseppucci nei suoi rapporti con esponenti delle istituzioni, chiamiamole così. Esponenti? Delle istituzioni. Sì. Lei disse più precisamente con persone e rappresentanti dello Stato. Sì. Che cosa voleva dire in questo? Ho fatto i nomi. Ha fatto? I nomi di queste persone. E quali sono questi nomi? Non voglio ripeterli qua. Non voglio ripeterli. Perché ritiene di Perché non voglio ripeterli. Perché non vuole ripeterli? Sono obbligato a farlo? Va bene, ne prendo atto, ne prendiamo atto. Lei ha facoltà di... Non intendo ripeterli in quest'aula.
Si discute in un altro processo, signor Presidente. Che Tenga c'entra? presente che alla Corte interessa conoscere tutti i diritti. Io, signor Presidente, chiedo scusa, ma io qui non intendo ripeterli. Prendiamo atto, Presidente. Prenda atto. Senta, lei ha anche parlato di rapporti di abbruciati con la massoneria. Sì. Su questo intende dire qualche cosa in questa No, sede o no? no, perché ne sto parlando in un altro processo. Ma questo Vabbè, lasci decidere alla Corte. Vabbè, io su questo mi rifiuto di rispondere. Poi, Senta, allora le sempre faccio col- un'altra domanda. Può dirci in poche battute che cos'è la massoneria? È un'associazione di persone che si riuniscono, non so, affaristi, politici, si divertono a giocare a bridge, non lo so. A giocare a bridge? Non lo so. Questo è quello che lei sa della massoneria? Questo è quello che Presidente, conosco. mi scusi, la difesa del Mancini, ma come fa il Mancini a sapere cos'è la massoneria? È un massone forse il Mancini? Al collega Capograssi dico che io non sono massone, ma so che cos'è la Facciamo questa domanda. massoneria. Lei per caso è massone? È massone lei? No, assolutamente. Vabbè. Ma a parte poter spiegargli all'avvocato che la massoneria, ma posso mettere a parlare la massoneria? Io c'ho già adesso, io sto rispondo, certo, per carità. Ma, sì, ma io capisco. Guardi. Mi faccia parlare, ha il dovere di spiegare la sua funzione difensiva. E lui ritiene che sia utile fare questa domanda, la domanda è stata ammessa e lei ha dichiarato... Anche perché il primo a parlare di massoneria non è l'avvocato Naso, è l'imputato Mancini. Vabbè. Quindi. Senta, e circa i rapporti di esponenti della banda della Magliana con rappresentanti della Polizia di Stato, anche su questo non intende parlare? No. Io gliela faccio lo stesso, poi lei mi dica di no. Lei ha dichiarato di aver avuto dei benefici sul piano personale, lei, durante la sua detenzione, per intervento di esponenti della magistratura, della polizia. Su questo vuole soffermarsi? A me questo è quello che mi mandavano a dire. Chi Se io chi glielo mandava a che dire? all'esterno, chi si muoveva per me? E cioè? E cioè i miei compagni. Faccia qualche nome. De Pedis, abbruciati, Carminati stesso è venuto nel Tribunale dell'Aquila a dire che si stavano muovendo per me. Benissimo. Benissimo. Quando è venuto Carminati a trovarla? Durante il processo per l'omicidio Nardinotti. Cioè? L'anno? Le date chi sono? Io non me le ricordo. Ero in aula, stavo facendo il processo per l'omicidio Nardinotti. È venuto Carminati, che conoscevo, e un signore che ho conosciuto in seguito, Maurizio Lattarulo. Senta, quando l'ha conosciuto a proposito Carminati? Carminati l'ho conosciuto fuori, quando ero fuori, in quei 5 mesi. In quei 5 mesi. Era portato in mezzo a noi. Dove lo ha conosciuto? Bar di Confermi, a Bar Vittoria, c'è un bar dalle parti di casa sua dove si riunivano tutti i ragazzi della destra. Chi glielo ha presentato? Vabbè, io adesso potrei dire un nome qualsiasi, i miei compagni, se se lo sa, se Toscano, Colafigli, Abbatino. Beh, andavamo insieme lì al Ministero della Sanità, ci avevamo bruciato, poi andavamo un po' tutti, Carminati era sempre presente. Era sempre presente. Sì. Benissimo. Senta, le volevo chiedere un'altra cosa. Lei ha parlato alla scorsa udienza dell'omicidio leccese. Sì. E del dopo omicidio ha detto che siete andati a casa di sua madre. Sì. E avete consegnato le armi a suo fratello. Sì. Queste armi che fine hanno fatto? Quando la Corte vuole disporre un sopralluogo, io... Lei non mi sta rispondendo, io le sto chiedendo che... E lo sto rispondendo. Scusi avvocato, mi sembra che stia proprio rispondendo, perché ha detto quando la Corte vuole fare il sopralluogo, continui. Ci riportano? Non devo fare Si la porterebbe presentazione? sul posto dove stanno le armi? Certo. E dov'è questo posto? Me lo può dire? Beh, se Quando il Presidente disporrà il sopralluogo ci andiamo, perché lo vanno a dire?
No, mi consenta, siccome alla scorsa udienza... Senta, è facilmente raggiungibile questo posto da Roma? Sì, ma qui a Roma, è dalle parti dove è successo. Siccome il signor Mancini alla scorsa udienza ha detto che queste armi sono state buttate in un fiume vicino Roma... No, forse vicino Roma, ma credo di non averlo detto vicino Roma. A Roma, in un fiume a Roma. Comunque in un fiume? Sì. Allora, così facile andare a recuperare queste armi dopo 12 anni, non mi pare che sia poi... Non è colpa mia, No, ma mi permette l'avvocato, proprio per chiarire meglio questa posizione. Sì. Queste armi sono state inserite in qualche involucro? Sì, beh, è chiaro. E poi sono state gettate nell'acqua? Sì. E quindi non è molto facile il recupero. Presidente, io adesso ho deciso di collaborare, ci decidevo... Altrimenti la Corte stessa si sarebbe immediatamente spostata sul posto. Ma le ha gettate lei? No, l'ha gettato mio fratello, ho spiegato, devo rispiegare. Rispieghi. Io ero contrario a lasciare le armi a casa perché era stato fatto un omicidio. A Bruciati, che non ritenevo opportuno portarsele dietro fino a San Paolo, a via Cabrera, chiese se era possibile lasciarla a casa. Io all'inizio mi opposi, poi acconsentii con l'intento che l'indomani mattina, se non fosse andato nessuno a recuperarlo, mio fratello le andava a buttare. Poi è chiaro, io a mio fratello gli ho chiesto dove l'aveva buttare, se le aveva buttate e dove le aveva buttate. Senta, ma perché le doveva buttare suo fratello se non... Perché dovevo tenerle? No, io glielo sto chiedendo a lei. E io sto rispondendo perché dovevo tenerle, ci avevamo fatto un omicidio. Ah, quindi era vostra abitudine? No, non era nostra abitudine buttare niente. Mio fratello non si teneva le pistole a casa. Mio fratello non c'entrava niente con questa storia. Hai capito? Va bene, ma quelle erano armi sporche, chiamiamole così. Ma non potevano essere sporche o pulite. Mio fratello le pistole dentro casa non doveva tenerle. Sporche o pulite. Quindi però se fossero state pulite sarebbero state gettate lo stesso. No, pulite perché io lo lascio a mio fratello, me le porto appresso, oppure non le prendo per niente, cioè voglio dire mica vado sempre in giro con la pistola. Sì, cioè non Mi sembra che abbia risposto, no? Senta, a proposito, lei adesso ha fatto un'interlocuzione, dice adesso ho cominciato a collaborare. Esattamente quando lei ha cominciato a collaborare? Quando vanno a essere? Marzo, aprile di 2 anni fa. Marzo-aprile del 94? Sì, vabbè, non mi ricordo, lì ci stanno i verbali, io non sono molto forte con le date. E va bene, noi siamo qui per aiutarla. No, ma lei non mi aiuta così, mi confonde. Io sto dicendo che lì ci sono le date di quando è iniziata la mia collaborazione. Si riporta i verbali. Lei prima di quel momento non aveva collaborato? No. In nessuna forma, in nessuna maniera? Ero stato contattato. Prego? Ero stato contattato. Da chi? Da chi? Da chi è interessato alla mia collaborazione? Cioè chi? Da coloro, non che mi ricordi il nome. Ma era stato contattato da un magistrato? No, da uomini della polizia. Uomini della polizia. Sono per caso il sovrintendente Greco Luigi? Chi conosci? Non lo conosci? No. Non conosce neanche il sovrintendente Michele Petrilli? No. Presidente, non hanno ad oggetto le imputazioni questa domanda. Un reato di associazione? Non ha oggetto. Noi rispondiamo di 416. Sono domande che riguardano fatti del 1993. Non sono oggetto di imputazione, noi ci fermiamo all'89, quindi chiedo che il Presidente non voglia rivolgere all'imputato reati connessi questa domanda. Dunque, Presidente, sulla opposizione del pubblico ministero, qui ciascuno Si è può... opposto il pubblico ministero? Certo. Per quale motivo? Non attengono all'imputazione. Oggetto del presente procedimento. Si parla... Riguarda, secondo la tesi difensiva, l'attendibilità del signor Mancini. Quindi la domanda è ammessa. Prego. Allora, io le ho fatto appunto 2 nomi di 2 sovrintendenti, le dico una terza cosa. Sì. Lei conosce un
poliziotto, esponente della polizia, con il quale lei aveva contatti con il nome convenzionale di Sergio? Sì, sì. Sì. Non le risulta che questo Sergio sia tal sovrintendente Luigi Greco? Ma io non conosco, se vengono quei nomi falsi non lo so. Un signore che veniva con nome Sergio, sì. Ecco. Veniva dove, signor Mancini? Mi ci incontravo. Dove? All'esterno. Ma perché lei all'epoca era libero o detenuto? No, io ero lì detenuto ma prendevo le licenze. Allora, riprendiamo un Sì. attimo da dove avevamo lasciato prima. Lei viene scarcerato nel 93 Sì. a seguito del cumulo, eccetera, eccetera, e va alla casa di lavoro, Sì. prende delle licenze. Sì. Lei si incontra con questo signor Vengo riarrestato per Abatino, per l'operazione Colosseo. Questa quindi? Sì. E lì iniziano le visite di questi signori. Ah, quindi iniziano in carcere. Certo. E questi signori che cosa le dicono? Volevano che io, se volevano, mi invitavano alla collaborazione. Ho capito. E lei che cosa risponde? Presidente, la difesa si oppone a questa domanda. Questo rientra nel rapporto collaborativo del Mancini con l'autorità giudiziaria. Sono dettagli completamente Ma come ho già differenti. detto, tutte queste domande riguardano l'attendibilità del signor Mancini, per cui no. ancora l'avvocato può fare domande relative alla Sono sua attinenti al procedimento, Presidente. Lei Sono- avvocato, si è opposta e io ho respinto la sua opposizione. Allora, Dica. il Presidente la invita a rispondere se ritiene di rispondere. Sì, sì, Sempre venivano, sempre a valersi della facoltà di non rispondere. venivano questi signori e mi invitavano alla collaborazione. Questo avveniva in che anno? Durante la mia detenzione per l'operazione Colosseo. Quindi diciamo dopo l'aprile 93. Sì. E lei che cosa rispose a queste prime profferte di collaborazione? Non ero assolutamente interessato. Non era interessato? No. E cominciò a collaborare nel marzo del 94, Sì. secondo quello che risulta dai verbali. Senta, lei nel marzo del 94 è detenuto però. Sì. Per quale ragione? Per traffico di droga. Commesso Commesso? successivamente alla sua scarcerazione? Sì. Quindi quando lei riceveva queste profferte di collaborazione, nello stesso momento trafficava in droga? No, nel momento in cui io ricevevo le offerte stavo detenuto, ma non mi pare che io avevo accettato. Io volevo tranquillamente continuare a delinquere. No, perché questo sovrintendente della Polizia di Stato, Greco Luigi, dice esattamente una cosa diversa. Quello Lei che sa- dice lui sono cose che riguardano lui. Lei sa che si sta celebrando in questi giorni un Dove processo... lo dice? Non Ecco, è possibile. se che mi fate citi- finire di non dire... è nel processo. No, no, Presidente, per quanto quello riguarda che gli altri processi, facciamo un processo no, nuovo rito. avvocato, tutto Un quello che avvocato- riguarda l'attendibilità del signor Mancini in questo processo sì. E questo ma per quanto può riguarda servire per episodi, fatti che riguardano un'altra autorità giudiziaria, a questo punto Ci mancherebbe, abbasso la Presidente. sala cinesca. Presidente, No, Presidente, poi vorrei farvi Io- considerare che i fatti che sta domandando il collega Naso al collaboratore attengono a un procedimento che è ancora pendente. Ora, che il Mancini non si renda conto di quello che dice sotto un profilo processuale è un discorso, che lei Presidente ammetta che si chiedono fatti e circostanze ancora sotto processo è un altro. No, avvocato, lei non Posso ha capito... spiegare, Presidente? Mi conceda la parola. ci mancherebbe. Lei forse non ha capito il mio intervento. Io ho detto che per quanto riguarda le domande che riguardano fatti che sono oggetto della cognizione di altre autorità giudiziarie, lì dispongo la non ammissibilità della domanda stessa. Quindi lei ha detto la stessa Chiedo cosa che scusa. avevo detto prima No, io, mi commentandola perdoni, con migliori parole, più elevate parole. Grazie, mi scusi. Presidente, lei alla scorsa udienza ha rivolto al Mancini una domanda che, stando alla logica del pubblico ministero e del collega, doveva essere dichiarata inammissibile, e cioè perché, signor Mancini, lei si è pentito, se lo ricorda, è consacrato nei verbali. Le mie domande No, di- mi spieghi perché non sarebbe stato ammissibile? perché non è attinente all'imputazione, secondo il pubblico ministero.
No, ma è una battuta, Presidente, è solo una battuta. Quello che voglio dire, le mie domande... Sì, ma io posso anche smettere di rispondere all'avvocato Naso. Le domande di oggi tendono a dare una risposta a quella sua domanda. Perché si è pentito? Bisogna verificare, come lo facciamo in tutti i processi. Avvocato, ma perché le ho vietato 7 domande io? No. Anzi, le ho messe nonostante l'opposizione. Certo. Quindi perché ritorniamo sull'argomento? È pacifico questo fatto. Sto spiegando tant'è la mia domanda, perché si è pentito, che farò a lui, ho già fatto ad Abbatina, che ho già fatto a lui ad Abbatina e eventuali altri collaboranti. Perfetto. Allora, le domande che sto facendo ora al Mancini tendono a dare una risposta, o a provare a dare una risposta a questa sua domanda. Perché il signor Mancini si è pentito? Tutto qui. E questo ci serve per verificare la sua credibilità, la sua attendibilità, visto che per molte delle imputazioni vi è solo la parola di questo signore. Se certo la Corte ci dice preventivamente che non gli basterà solo la parola, allora io mi siedo perché non ho più ragione di fare domande. Quindi, continuo a dire, dopo che lei viene scarcerato, Sì. lei collabora con la polizia e nel tempo stesso... No, io non collaboro con nessuno, questo lo sta dicendo lei. Sarà lei che collabora con la polizia, non io. Io non collaboro con nessuno, io ricevo dei contatti con questa gente che mi invita alla collaborazione. All'imputato Teste che deve assumere un contegno non oltraggioso nei confronti degli avvocati, perché come soggetti processuali siamo stati già fin troppo censurati in questo processo, iniziando dagli inquirenti. Non consento, sia come avvocato che io ringrazio il collega non consento. Posso dire una parola? Posso parlare? Mi permettete la parola? Per favore, qui dobbiamo applicare il sistema, che io debbo poter staccare o non staccare gli interventi, perché qualche volta vorrei parlare anch'io e non ci riesco. Senta, per favore, quando l'avvocato le fa una domanda, lei per favore risponda senza assumere toni polemici. Bene, se per caso lei ritiene che il tono polemico sia assunto dall'avvocato, lasci a noi valutare questo. Va bene. Lei risponda con la massima calma e con la massima freddezza. Va bene. Evitiamo le polemiche. Va bene. Anche perché a me non va di intervenire come un maestro di scuola. L'avvocato Minghelli è qui presente? Non è perché lui, l'avvocato Minghelli, forse pensa che il Presidente abbia in mano un bastoncino come i maestri e quando l'alunno si comporta male, almeno una volta era così, danno un colpo sulla mano. Io non ho di questi poteri. Prego pertanto tutti di usare un tono, quanto mai mi riferisco all'imputato naturalmente, corretto. Non faccia il polemico, Posso... Sì, se cortesemente questo agente... Se fa un passo indietro. Un passo indietro, grazie. O 2 passi avanti. Allora, signor Mancini, dato poi per scontato che non mi sento offeso nell'essere stato accusato di collaborare con la polizia, ma un cittadino può collaborare con la polizia, no? Non è una infamità. Vabbè, lo chieda al signore che ha scritto questo, lo chieda al signore che ha dichiarato questo. Io le sto dicendo. Io infatti adesso chiederò alla Corte di convocare il sovrintendente di Stato della Polizia di Stato Luigi Greco per riferirci in merito ad una sua relazione di servizio nella quale dice che dal mese di novembre 93 lo scrivente prendeva contatti con i noti pregiudicati Mancini Antonio e Moretti Fabiola, i quali si rendevano disponibili a fornire notizie utili inerenti all'ambiente della criminalità organizzata. E t'ho detto io. E assume che da questa collaborazione ha avuto luogo la cosiddetta Operazione Macedonia. Il nome di Speranza Marcello le dice qualcosa? E allora? Vabbè, questo poi lo chiarirà lui. Comunque non sto smentendo che questi signori volevano la mia collaborazione, non lo sto smentendo e non lo smentisco. Se poi questo ha scritto altro, Macedonia, non so che cosa, lo chiarirà lui qui. Benissimo. Ha capito, avvocato? Per favore, per facilitare poi i nostri studi, produca questa... Certo, adesso la produco la cosa. E la teniamo in verbale. Certamente, Presidente. La depurerò delle mie annotazioni perché forse non è opportuno che arrivino
E poi speriamo che non ci siano commenti nei riguardi del pubblico ministero o della Corte. della Corte sicuramente no, ma forse nemmeno. Dunque, signor Mancini, per ricapitolare, lei viene scarcerato alla fine del 92, primi del 93, per i fatti per i quali era in esecuzione di pena. Viene arrestato ad aprile 93 per l'operazione Colosseo, questo processo. Sì. Riacquista la libertà quando? Dopo pochi mesi. Sì. Poi viene riarrestato per traffico di sostanza stupefacente. Quanti chili di droga? Un paio di chili. Un paio di chili di droga. Senta, incidentalmente le chiedo, quanto si guadagna con la droga? Cioè, se io compro un chilo a 100, lo rivendo a quanto? Quanto ci faccio? Secondo quello che, come si presta la piazza? È sulla piazza romana. Secondo i periodi. Io la rivendevo anche a 200 mischiandola. A 80 si era mischiata Lei ci maggiormente. guadagnava l'80-100%. Sì. Dopodiché, No, ormai che ci siamo, allora, può quantificare le somme di denaro con un chilo? Prego? Con un chilo di Si può mischiare. cos'era, eroina? Sì, l'eroina. L'eroina e anche Con un chilo cocaina. di eroina pura o già tagliata? Secondo, c'erano dei momenti, qualche volta arrivava pura, insomma, abbastanza di buona qualità. Con un chilo di eroina pura, il guadagno quant'era? Signor Presidente, io adesso non so quantificare, ma si dice 1,4, 1,3, cioè si può raddoppiare 2 volte, 3 volte, 4 volte, secondo il tipo di Il prezzo qualità. di acquisto rispetto al prezzo di vendita? Sì, Sì. Il prezzo di acquisto quanto poteva ammontare? sì. Quanto poteva ammontare il prezzo di acquisto da parte vostra? E noi la pagavamo, io quella che mi hanno trovato l'ho pagata 80.000 lire e si poteva rivendere benissimo doppiandola a 120, 140. 80.000 lire Ah sì, al grammo? sì. cioè quanto fa al chilo? Per essere più chiaro, 80 per far milioni. capire ai 80 giudici milioni. 80 milioni. 80 milioni al chilo. Beh, noi giuristi non siamo forti in matematica, bastava aggiungere gli zeri. E quindi, allora, per completare sul suo pentimento, quindi lei a marzo comincia a collaborare Sì, con i magistrati, e infatti ci sono dei suoi verbali. sì. A maggio lei viene imputato ancora di detenzione di sostanza stupefacente. Sì. Quindi durante la sua collaborazione lei deteneva. No, forse non. Ah, beh, sì. E posso spiegare perché? Quindi durante la sua collaborazione Sì. lei Detenevo dell'eroina. e si stava dando da fare. No, io non mi stavo dando da fare un bel niente. Io ce l'avevo nascosta perché la persona che me l'aveva data rivoleva, dopo il mio arresto, rivoleva o la droga o i soldi. Io non potevo renderla, ero in difficoltà perché altrimenti mia moglie, insomma, la cosa mi sarebbe piaciuta perché eravamo in difficoltà economiche, non potevo pagarla. Ma scusi, Sì. le sembra che sia compatibile questo comportamento con la sua volontà? Ma io mica l'avevo di messo in. lavorare pienamente? Ma mica vendevo la droga io. Guardi che ci sono delle intercettazioni ambientali che dimostrano esattamente questo, che lei tentava di... È un altro processo, tramite Presidente, la sua... per l'ennesima volta. Ho capito che è un altro processo, ma vogliamo verificare se costui ha collaborato pienamente e lealmente? Signore, O no? avvocato, Scusi, Presidente. questi atti ricordo di averli letti perché fanno parte del processo. Ma Presidente, c'è un processo in corte di appello per questo. Sì, Ma ma che significa? Avvocato, Scusate, i verbali. Lupacchini, Chiedo che scusa, racconta. i verbali relativi agli interrogatori nei quali si racconta, così lo diciamo, lo sanno tutti, i verbali relativi agli interrogatori di Mancini, nei quali, di Mancini e di Moretti, nei quali si racconta tutta la vicenda della droga conservata poi riconsegnata eccetera, che sono del maggio-giugno 94, Sì. mi pare, fanno parte degli atti di questo procedimento, sono stati acquisiti dalla Corte perché quando il giudice istruttore li ha trasmessi c'erano e ci sono, quindi su questo si sta riferendo su fatti che comunque sono presenti, altro poi è se siano o meno valutabili in relazione alle ragioni di tempo, all'imputazione eccetera. E Però altro ci sono. sarebbe stato se questi atti non fossero stati presenti nel fascicolo, ma dato che il pubblico ministero e il giudice istruttore hanno inserito questi atti nel fascicolo del processo, quindi non vedo la ragione per cui non si possa fare domande in proposito. Detto questo, signor Mancini,
Su quella droga, perché collaboravo e detenevo la droga? Perché io avevo il grosso problema di portarmi dietro la mia compagna. E allora? E allora, una volta che io ho convinto la mia compagna, è venuta fuori la droga. Ci sono intercettazioni ambientali che parlano chiaro. Certo, io non volevo vendere droga. Parlano molto chiaro. Quindi lei non ha collaborato in piena, totale... Io ho collaborato in piena, totale una riserva correttezza. La riserva era dovuta. Quella riserva era dovuta? Sì. Questo lo ha giudicato lei? Sì, certo, la deve giustificare lei. Lei me lo deve dire. Per favore, la riserva era dovuta a che cosa? Al problema di mia moglie. Ma glielo devo spiegare all'avvocato Naso perché... Siccome è stato interrotto, io ho voluto che lei proseguisse il pensiero. A parte il fatto che lei lo deve spiegare anche... No, io non glielo spiego a lei, io posso spiegare al Presidente. Qui, lei mi spiega a me. E lo sto spiegando al Presidente. Risponda alle domande. Ma già l'ho spiegato. Una giustificazizione più o meno convincente. E lui ha fornito questa giustificazione. Esatto. A lei non pare convincente? Ma io non sto dicendo questo, io sto contestando la sua pretesa di sottrarsi a... No, io mi sottraggo per niente. Sto qui e la guardo in faccia, avvocato. Non mi faccio problemi. La polemica, vediamo la polemica. Siamo andati così bene, la vogliamo rovinare tutto. Senta, un'ultima... Sempre sul pentimento, perché lei alla scorsa udienza, quando il Presidente le ha chiesto perché Sicilia è stato ammazzato, ha risposto con una battuta, io almeno per tale l'ho interpretata, e cioè per la stessa ragione per la quale se domani mi arrivasse una pistolettata a me non mi dovrei chiedere perché. Sì. Ricordo bene, vero? Sì, perfettamente. Ecco, che cosa voleva dire lei con questa cosa? Ma io per loro sto facendo una cosa... no, per loro sono un infame io. Per i signori in gabbia, Sì, ma lei poco fa ha detto che lei si sente molto irregolare. Sì, io sono un irregolare, cioè io non sono né carne, oggi non sono né carne né pesce, hai capito? Sono un infame, come si suol dire, sono un infame. Quindi se non mi arriva la ripolverata, perché devo chiedermi chissà come mai, poraccio? Senta, lei ha detto che le ragioni del suo pentimento, tra virgolette, le poteva riassumere nel fatto che la banda della Magliana si era ridotta ad essere sangue e chiacchiere. Sì. Ricordo anche questa battuta. Sì. Che cosa voleva dire con questa espressione? Volevo dire che prima all'inizio c'era qualche fatto, quel mutuo soccorso di cui parlavo, no? E dopo non c'era niente. Cioè? Niente che... Sangue e chiacchiere. Continuavano ad ammazzarsi Le Vedis, Toscano, ma capito? Quello, le chiacchiere e il sangue. Le chiacchiere erano le chiacchiere. E il sangue era quello che lasciavano i compagni miei. Questa prospettazione a lei le sembra una prospettazione negativa, censurabile? Ridurre il tutto a sangue e chiacchiere? Ridurre la propria vita a sangue e chiacchiere? Beh. Questo lei lo giudica negativamente? Non lo so, per lei è positivo, per me sì, per me è negativo, sì. Per lei è negativo? Certo. Quindi lei giudica negativamente la sua vita, la sua esistenza? Rivista? Perché la sua esistenza è stato sangue e chiacchiere. Sì, sangue e chiacchiere, sì. Senta, un'ultima cosa. Potevo fare qualcosa di meglio nella vita. Ma su questo forse possiamo, l'unica cosa sulla quale siamo d'accordo. Un'ultima cosa, lei dice che uno dei motivi ulteriori del pentimento, glielo ricordo io, lei adesso non lo ha detto, è che era nauseato da un certo mondo, da un certo tipo di persone, che i tatuaggi non li hanno sulla pelle ma sotto la pelle. Beh sì. Che cosa voleva dire? Sia più esplicito. Volevo dire che la persona che apparentemente era per bene
Sotto sotto ne era per bene per niente, ma non tanto sotto sotto poi. Ma non si riferisce ai suoi coimputati? No, assolutamente. Quelli dei tatuaggi sotto pelle sono altre persone. Sono altre persone. Per esempio chi? No, ad esempio, io ho fatto i nomi in altri processi per questi signori dei tatuaggi sotto pelle. Va bene. Vogliamo sospendere 5 minuti? Volete sospendere 5 minuti? Parla voi ragazzi. Un'ultima cosa, lei ha letto i verbali di questo processo? Ho letto? I verbali di questo processo? Parla voi ragazzi. Un'ultima cosa, lei ha letto i verbali di questo processo? Ho letto? I verbali di questo processo? No, Mai? no, sono interessato. Allora sospendiamo per 5 minuti. Ha finito l'avvocato nostro? Nessun verbale di questo processo? No, cioè quali? Quelli che facevo durante la collaborazione, non capisco. No, Se no, dopo, no. vuole dire se dopo mi hanno mandato i verbali per Prima, poter... No, dopo, parli quando lei è chiaro, stato avvocato, arrestato- io non capisco, non posso rispondere con chiarezza se lei non è chiaro. Ecco, allora, Oh, cerco di essere chiaro. Lei viene arrestato nell'aprile 93 Sì. per l'operazione Colosseo. sì, Quindi deve rispondere di quei fatti. sì, I verbali di quel processo, Sì. il mandato di cattura del dottor mandato di Lupacchini. cattura sì, i verbali non l'ho letto. Ecco, il mandato di cattura lei l'ha letto? Sì, sì. L'ha letto tutto? Sì, sì, sì. Beh, tutti, quelli che mi interessavano. Insomma, il mandato di cattura, quello che hanno fatto a lei. Le cose che mi interessavano. Quello certo. lo ha letto? Sì. Grazie. Sì. Allora sospendiamo 5 minuti e Mannaggia. poi proseguiamo.